Io ho preparato qualcosa per voi. Me l'avete chiesto, l'ho fatto. Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Come da copione per ogni matrimonio che si rispetti mi è stato richiesto di stilare un discorso. Ci ho pensato tanto e mi chiedevo se fosse doveroso preparare qualcosa da grande impatto, qualcosa da ricordare. Volevo fare bella figura, insomma in breve un qualcosa che non mi apparteneva. Infatti ho mollato tutti i consigli di amici e i suggerimenti trovati su internet, anche se oggi purtroppo non se ne può fare a meno, e ho optato per un'altra strada, quella delle emozioni. Non avete idea di quante bozze ho preparato e quanta carta ho buttato nel cestino. Non è vero, ho fatto tutto col computer. Ma ci stava bene questa frase. Alla fine mi sono detto che non vi era cosa migliore che quella di esternarvi ciò che veramente sentivo per voi. Vi ho conosciuto non tantissimi anni fa, ma dal primo istante che vi ho visto, nonostante l'impaccio e la timidezza del nostro primo incontro, sono rimasto molto colpito. Sono rimasto fortemente colpito dalla semplicità dei vostri modi, che facevano trasparire, attraverso un linguaggio non troppo complicato da decifrare, un amore solido, un amore profondo, che aveva radici forti e robuste. Si percepiva dal modo con cui vi guardavate una complicità inimitabile. Guardando i vostri visi, ma soprattutto i vostri occhi, vedevo qualcosa che mi rapiva, un qualcosa che era certamente fuori dal mio controllo. Con tutta probabilità il vostro modo di amarmi era unico, perché si trattava di un amore autentico, quello che intravedo anche oggi nel vostro giorno più bello. Darmi l'onore di svolgere questo compito, oltre alla responsabilità del ruolo, mi rende indubbiamente felice, ma soprattutto mi lega a voi in modo assoluto, perché come noi sappiamo, questa giornata è speciale. Nicola, vuoi tu prendere la più presente cristiana come tua sposa, promettendo di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita? Sì, lo voglio. E tu, Cristiana, vuoi tu prendere il più presente Nicola come tuo sposo, promettendo di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarlo e onorarlo tutti i giorni della tua vita? Sì, lo voglio. Spero responsabilmente di non deludervi, ma prevalentemente spero di non commuovermi insieme alla sposa. Grazie.